Emanuele Rossetti, Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, seconda giornata degli Stati Generali della Pesca del Veneto. L'acquacoltura sostenibile è ovviamente una parte essenziale di questo processo di ristrutturazione, ma di revisione di tutto il comparto veneto e non solo. Sì, il mio intervento è stato concentrato soprattutto per fare vedere la nostra esperienza per quanto riguarda l'ottenimento di una certificazione appunto di acquacoltura, di molluschicoltura sostenibile secondo il disciplinare del MIPAF. Sinceramente è stato un disciplinare che non è stato difficilmente ottenibile perché già noi lavoriamo in modo sostenibile e responsabile. Quindi è stato un iter più che altro relativamente semplice, quindi che ha certificato appunto il duro lavoro che fanno i nostri allevatori. Ho voluto però anche sottolineare nella presentazione una cosa molto importante secondo noi, che prerequisito per quanto riguarda la sostenibilità, la qualità del prodotto e l'importanza socio-economica del nostro consorzio, che ricordo è il leader in Italia per acquacultura. Non c'è un consorzio, non c'è un'azienda più grande della nostra in Italia. Il prerequisito è quello della qualità ambientale e attualmente la qualità ambientale è assolutamente scadente, gli interventi di vivificazione e di riassetto idraulico sono carenti e dobbiamo cambiare passo, dobbiamo cercare di investire molto di più, perché appunto con i cambiamenti climatici e con la situazione che adesso abbiamo, il futuro di 1500 addetti al lavoro, abbiamo la prima azienda in termini di occupati nella provincia di Rovigo, il futuro è molto molto a rischio. Quindi bisognerà assolutamente, come diceva lei, cambiare rotta, cambiare anche un po' la mentalità. Cambiare rotta, cambiare mentalità, cercare di trovare nuovi strumenti finanziari. Mi sono anche complimentato, comunque ho fatto i miei auspici per il progetto che la Regione Veneto ha richiesto nell'ambito del PNRR al governo per investire a breve 70 milioni di euro di investimenti straordinari per le nostre lagune. È l'unico mezzo secondo me che bisogna utilizzare per vedere il futuro con grandi difficoltà, insomma.